Eccoci 21:31, buonasera, bentornati. È martedì e quindi è il momento all'interno della Sardegna Rossoblu TV di Sardegna in gioco, questo quiz che è legato alla cultura della Sardegna e la esportiamo in tutto il mondo, come mai avrete capito in questa quinta puntata di Sardegna in gioco. Giriamo per i circoli sardi e oggi andiamo in Argentina, Mar del Plata, però prima di arrivarci, prima di salutare i nostri ospiti dell'Argentina, lì sono 4 ore indietro, sono le 5:30, poco più del pomeriggio. Beh, volevo salutare in regia Sandro Pizzianti e ringraziare anche il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna e l'assessorato al lavoro che ci sostiene, perché la cultura è importante e noi attraverso il commercio, la cultura appunto, lo sport, gli immigrati e il turismo, beh, raccontiamo la Sardegna e quindi ci fa piacere insomma avere anche il sostegno della stessa regione. Allora, Loredana manca la prima dei due concorrenti di questa sera. Andiamo nel Circolo Sardi di Mar del Plata, Circolo Sardi Grazia Deledda, a incontrare questa signora o ragazza, ecco, chiamiamola così, questa ragazza, dai, che ormai manca dalla Sardegna da quanti anni? Ciao Loredana, buona serata a te, visto che è pomeriggio inoltrato. Ciao Matteo, buona serata anche a voi. Ciao, ciao, Contenta, benvenuta. felice di sentirvi. Anche noi, e soprattutto sapendo che sei così distante dall'altra parte del mondo e sembri così vicina. Dicevo, da quanto manchi dalla Sardegna? Ma più di 50. Urca! Quindi sei Sì, andata bambina, ti hanno portato i tuoi genitori lì. 4 anni. Wow, Sì, quindi sei sì, sì. sangue rosso-blu, cioè sardo. No, Cagliaritano o di dove adesso? Io ho detto rosso-blu perché non so da dove tu parta. no, no, certo, rosso-blu, sempre. Ah, ok. Sono nata a Sardara, Matteo. Ah, Sardara, ok, ok, perfetto. Dove ci sono le terme, così siamo proprio, usiamo tutti i luoghi Bravissimo, comuni del mondo. Però è bravissimo. anche vero, insomma, si fa questa associazione. E da più di 50 anni manchi dalla Sardegna, ma hai sempre mantenuto questo rapporto con la tua terra natale molto importante, molto forte, e il circolo è ovviamente uno dei mezzi. Sì, no, no, anche prima del circolo. Il Mhm, circolo è stato, diciamo, fondato per mamma, che ha lavorato mhm. tantissimo anche con delle amiche e degli amici per creare questo circolo qui, ma prima già andavo, da ragazzina andavo in Sardegna. Non ho Cioè, te perso l'hanno mai. fatta conoscere perché a 4 anni vuol dire che la tua memoria proprio parte forse da lì, te l'hanno dovuta far conoscere piano piano, riportandoti in Sardegna in realtà. Sì, ma sai che mi ricordo benissimo, perché la settimana scorsa che ho finito un racconto su un po' della storia, racconto un po' anche, diciamo, allegro, no? Perché ho fatto dei racconti dei nonni a Ah, Sardara, perché ah, noi vivevamo a casa dei nonni paterni. sì. Perché E quindi hai, mamma, hai scritto un sì, libro sui tuoi sì. nonni? No, un libro no, un racconto, Un un racconto, un racconto, racconto. Ok. per un libro. Mhm. E niente, mi ricordava benissimo. Senti, cosa Ero ti ricordi? Non tutto il racconto, ma quali sono le cose più importanti che ti porti dietro di Sardara e di quei momenti? Di Sardara tantissimo, dei nonni, anche delle zie. Io avevo avuto delle zie che mi portavano all'asilo Eh? perché papà lavorava fuori e mamma a Eh? casa. Queste zie mi portavano all'asilo. Ehm, il nonno, che era contadino, che Mhm. lavorava nella terra, aveva moltissimi arbori di frutta, Ah, e sempre lui, le prime ciliegie, si dice così? sì, ciliegie, sì. Le prime erano per me,
E adesso nonna si arrabbiava perché diceva: "Ma perché sempre lei, no io?" Io avevo 4 anni, Matteo, ma Eri la principessa, eri la principessa. bravo, bravo, un po' è stato così, un po' è stato così. Senti, in tutti questi anni lì in Argentina, come avete dedicato e dedicate il tempo per la promozione della Sardegna? Insomma, quali sono le attività del circolo? E poi ci sposteremo sulle domande, insomma, del gioco, perché in questa seconda edizione, insomma, vogliamo conoscere e abbiamo la fortuna di incontrarvi così virtualmente, ma di conoscere realtà meravigliose, perché sarà uno dei tanti circoli sardi che ci sono in Argentina, perché basta spostarsi, i Sì, sardi davvero sono tantissimi da quelle parti. sì, circoli siamo 7, Mhm. 7 circoli. In Eh, Argentina, ok. Quali sì. sono le attività che vi caratterizzano a voi nel Gracia de Leda lì di Mar del Plata? Ma ti dirò che le attività sono cambiate, Matteo. Non sono le Mhm. attività che una volta si organizzava o quando vivevano queste la mamma di Jorge, Sì, una carissima amica di mamma anche, sì. loro le attività nel circolo era un'altra cosa, era più i racconti delle sue vite e Mm. anche la gastronomia un po', no? Di Certo, mangiare. beh, come... Però tu sai come questo, ma tutti gli italiani è così, perché qui Argentina che diciamo che ha una impronta molto, molto italica, Mm. ehm, niente, loro si riunivano a mangiare. Invece quello è cambiato. Io un po' nel circolo da quando è morta mamma che mi occupo già un consiglio direttivo, ma un po' la cultura sarda la conosco io e mi muovo un po' tutto Ah. questo. Ok, 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 la promozione della cultura, un po' meno le gambe sotto al tavolo, un po' in più in giro invece a Bravo, farla bravo. conoscere al resto degli argentini o comunque degli abitanti lì di Mar Sì, del Plata. tutti Dobbiamo andare abbastanza veloce. Loredana, ti sì, volevo chiedere, perché noi qui in Italia, sai che amiamo tutti quel grande giocatore, cioè Diego Armando Maradona, che da poco ha compiuto 60 anni, e abbiamo ricevuto delle notizie legate alla sua salute un po' vacillante in queste ore, pare sì, sia in ospedale e qua in sì. Italia si dice depresso, però fuori onda tu mi dicevi una cosa importante, che addirittura fra poche ore Maradona verrà operato? Sì, 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 lui è depresso. Ti dico perché io ho 3 figli, Sì, il più piccolo che è molto tifoso di Boca Juniors, sono tutti qui, eh? tifiamo a Boca, Certo. e ha degli amici che hanno contatto strettissimo con Maradona. Eh, Per quello so che lui è depresso. Lui stava mm, male, ha compiuto 60 anni l'altro giorno, lo sapete, mm. Sì, eh, certo, festeggiato in tutto il mondo, certo. sì, ma stava malissimo, non poteva camminare, non Mm. poteva reggere in piedi, è andato a guardare la partita, che lui è l'allenatore, e Sì, non sì, poteva. sì. Sì. E niente, ieri lo hanno ricoverato. Eh? È vero che è depresso, è verissimo. Lo vedi, tu lo vedi, vedi un'immagine, lo vedi Ok, subito. Ma adesso però ho trovato, un'ora fa, hanno trovato che ha come, un ematoma? sì, sì, nel Un e- cerebro, che ah? pensa tu che la presidenta dell'Argentina, quando lei era la presidenta, Cristina Kirchner, è stata operata di Della stessa questo, cosa. della stessa cosa. Quindi la E depressione adesso, sì, però c'è anche questo problema che necessita un intervento chirurgico. Questa è una sì, notizia che stiamo dando a Sardegna Rosso sì, Blu. Direi quasi in anteprima, eh. Non so sarà, se in sarà tanti. tra 3 ore le staranno operando. E allora speriamo bene, in bocca al lupo a lui, ovviamente alla famiglia Sì, e insomma per tutto sì. quello che rappresenta per il mondo del calcio, al di là della vita che ha condotto e che sappiamo. Dai, andiamo Sì, a cominciare queste 5 domande che riguardano invece Sardegna in gioco e quindi il quiz, perché la preparazione, nonostante appunto la Sardegna si promuova nei circoli sardi, beh, la dobbiamo testare. Sei pronta, Loredana? Spero di sì.
Speriamo di sì, non lo so, mi emoziono un po' perché Speriamo parlo di di sì, dai, non ti preoccupare. Lo so, ti posso dare dei piccoli aiuti, ma intanto andiamo a leggere la prima delle 5 domande. Te ne farò 5, dovrai rispondere bene a tutte e 5 e come a ogni concorrente di questa seconda edizione partirà, se risponderai bene a tutte e 5 le domande, una bella maglietta del centenario del Cagliari, quindi ti arriverà un bel ricordo, un cimelio da tenere lì nel circolo grazie ad Eledda. Allora, partiamo con la domanda sul commercio, la vedrai in sovraimpressione, adesso la regia ce la pone e la andiamo a leggere insieme. Qual è il nome della pasta fresca conosciuta in tutta la Sardegna a forma allungata, piccolina, famosa per la particolare chiusura a spiga? Poi, sì, lo so, A la spiga. conosco. Diciamo che ti posso dare un aiuto che, se vogliamo, l'inizio della parola è una parte del corpo che sta, diciamo, nella parte centrale del corpo posteriore, che uno dice guardate che fortuna che ha avuto quello lì. In realtà si può dire in italiano anche che Sì. se non la sai di passo la teniamo per dopo se vuoi. Ok. Vabbè, teniamo lì, va, vediamo se avrai più quella roba lì dopo, allora, un po' più di fortuna. Cultura, vediamo la seconda domanda. Sono Come? linguini. Linguini no. No, linguine non abbiamo detto, linguine no, non abbiamo neanche parlato, non l'ho sentito, linguine no, non abbiamo detto niente. No. Qual è il nome delle due maschere della tradizione barbaricina tipiche del carnevale di Ottana e tra le più conosciute in tutta la Sardegna? Mamma mia, qui spara, non posso, qui è dura, cercare di darti un suggerimento. Io so che ci tengo molto alla maschera di Sassartiglia perché mamma era di Oristano, ma diciamo Okay. che sì, ma no. Guarda, una delle due maschere, vabbè, no, non la dico perché diventa proprio trash questa cosa. Devo fare un conto alla rovescia perché quindi posso passarne una, ma la seconda devi spararla, cioè tipo 10, 9, No, 8, 7, come si chiama 6, la maschera? Non lo so 5. perché Mamutone sono quello. Sono due. Di Ottana. Ottana è lì, la piana di Ottana, insomma, è famosa anche per l'industria, per le fabbriche ormai dismesse, però le maschere famose di Ottana sono la maschera di Es e Rdules. Os e Rdules. Andiamo avanti, va bene. Allora noi, se non rispondi teniamo dopo, mi dicono andiamo avanti, ci proviamo con la terza domanda. Lo sport, siamo messi meglio sullo sport? No, so che nel Cagliari gioca Simeone, che lo sappiamo. Certo. E poi il resto è nebbia. Va bene. Attenzione, qual è il nome dell'attuale portiere? Attenzione Loredana, la domanda è questa, leggila con me. Qual è il nome dell'attuale portiere del Cagliari Calcio convocato anche in nazionale? Nella nazionale italiana? Il portiere non lo Guarda, so. si dice di uno che è molto intelligente. Quello lì è cioè proprio uno molto intelligente. Guarda lì che, come si chiama anatomicamente parlando questa parte del nostro corpo? Che cos'è? È Sì, la che testa. la testa, oppure detta anche il Il cranio. il- Il cranio, sì. La risposta quindi è? No. Come no? Oh, come no? Il Cranio. portiere. La Sì. risposta è? Ripeti come si dice questa cosa in italiano, la testa in italiano abbiamo detto. Cragno? Hai detto cragno? Sì, Hai ma è detto cranio, vedremo se è esatto poi alla fine delle 5 domande. Tu però hai detto cranio, quindi tu dammi retta e rimani così, cranio. Qual è, qual è il nome della showgirl, attrice ed ex modella famosa per il ruolo di prima donna in diversi spettacoli teatrali e televisivi della compagnia del Bagaglino? Dai, è di Alghero lei, se non sbaglio. Mi sembra che sia algherese o sassarese, no, algherese. Sì, è stata al centro in Italia di una vicenda un po' curiosa, insomma, era innamorata dell'uomo invisibile, ne hanno parlato tanto, però in Argentina forse no. non lo A Mar del so. Plata. Allora
Uno che si Sì, chiama Marini di cognome? no, quella fa finta di non essere sarda, ma è sarda. Quella dice io sono di Roma. Sono di Ok. Roma, ma no, quello no. Lei dice io sono nata a Roma, però mi ricordo nella mia infanzia di essere stata in giro per il Colosseo, però è di cioè è stata a Cagliari, è partita da Per Cagliari. quello, ma No, no, però la pensavo che Marini era no, un po' più in su con la geografia andiamo al nord-ovest della Sardegna. Al Mar del Plata ho avvistato Prata, Prata, Mar del Plata, diventa Mar del Prata. Pamela Pamela Pra. sì, Prati. Prati in fiore, tutti quanti. Andiamo avanti e vediamo l'ultima domanda. Quella sul Divertente. turismo, in realtà poi ce n'è una da recuperare. Che fatica, che fatica. Qual è il nome dell'area montuosa di grande estensione situata nella zona centro-orientale della Sardegna? Comprende le cime più elevate dell'isola. Qui, No. qui siamo nella zona dove, insomma, nel Nuorese, dai, ecco. Sì, E la montagna più imponente della Sardegna è il monte. senza monte, Ah, il, no. niente, guardavi su, guardavo anch'io su per cercare qualche Sì, consiglio, perché qualche, no? perché sono andata, perché le conosco, ma adesso il nome non è che devo studiare un po' di geografia. Annoro, noi quando cerchiamo un po' di solitudine ci rechiamo dritti su quella montagna e la montagna si chiama Gigi. Gennargentu, si chiama Chi? Gennargentu? Io No. non lo so, ma adesso andiamo alla prima domanda. Dopo vedremo se la risposta sarà esatta, perché abbiamo due domande lasciate da parte. Perché non me lo ricordo. La prima, la pasta fresca, chiusura a forma di spiga, dai. Guarda lì, quello lì, che fortuna. Che culo. Mm? Forma di I- spiga. Allora, ci sono i Malloreddus, Sì, lo e so, ok. ma il rebus, Oh, e poi solo ci per sono i quelli che occhi. dicono, allora, in Ogliastra, a Ozieri, qualcuno scrive Ozieri, adesso mi scrivono Ozieri dalla regia, ma non so se c'entra con quello che stiamo dicendo adesso, perché è una roba di 3 minuti fa, quindi non l'ho vista adesso, ma va bene lo stesso. In Ogliastra, Pamela Prati di Ozieri, scusate, ecco perché mi scrivevano Ozieri. Ah, l'ho detto, vabbè, l'ha detto anche lei. Comunque, in Ogliastra rivendicano l'originale. Lì dicono noi li facciamo originali, quelli lì che hanno tanta fortuna, ma che culo, che Sì, culo. non so perché, perché vedi che su Culugione sono i ravioli Eh, sardi. io non ho sentito, ma me lo puoi ripetere? Su I? Culugione, Ferma, Culugione. ferma, ferma. La risposta, andiamo a dare le risposte esatte ormai, la risposta è esatta, il culurgione, se è proprio lui, la Non forma allungata. dirmi! Sì, ti dico invece, ti dico, cara Loredana, ti devo dirti per forza, perché la cultura, a seconda domanda, anche qui le maschere, qui purtroppo non posso, non so neanche, saprei neanche come aiutarti, devo dire la verità, perché se da una parte, che culurgione, potevo dirlo, ma qui è dura, qui è dura. Le maschere ho 5 secondi per rispondermi, mi devi dire qualcosa perché siamo veramente lunghi, 21:50, se no non riusciamo a fare il secondo concorrente che appunto ci aspetta. 5, 4, 3, Non lo so, 2, non lo so le maschere. 1. Dobbiamo dichiarare domanda purtroppo non risposta. Boes e Merdules erano le maschere di Ottana. La terza domanda, il portiere del Cagliari, Oh, convocato anche in nazionale. difficilissimo la Lo maschera. so, non era facile, devo dire la verità, non era facile. Alessio Cragno, il portiere del Cagliari in questo momento, e il Cragno ci è servito. Pamela Prati, i famosi Prati in fiore, la showgirl della quale abbiamo parlato, ieri appunto, e chiudiamo con il Gennargentu, laddove ci ritiriamo quando vogliamo stare in solitudine. E c'è anche la solitudine vicino a Nuoro come località. Loredana, mi spiace, mannaggia, una sola risposta sbagliata, le altre risposte giuste con un po' di fatica, ma ce l'avevi fatta, e purtroppo Boes e Merdu mi sei caduto
merdules. Sei scivolata su una merdules. L'hai pestata in realtà, dobbiamo dire. Grazie Loredana, resta con noi. Abbracciaci tutti i ragazzi del circolo. Grazie Adeletta. A presto. Adesso abbiamo... Ciao Loredana, ciao, speriamo bene per Maradona. Adesso abbiamo un volo pindare, cioè abbiamo un salto mortale, sono le 21:51 e dobbiamo andare proprio veloci. Entra in campo anche la regia di Sandro Pizzanti, perché con Jorge Zanier, che è figlio di Sara Maurelli, che era l'ex, tra l'altro, al turismo di Mar del Plata, ma Maddalenina, abbiamo bisogno del traduttore, perché qui Jorge habla en español, habla entiende solo en español, ¿giusto? Aló, Sandro. Sí. ¿Cómo están, Eccoci amigos? qua, Matteo. Ciao Jorge, Buenas hola, ¿qué tal? tardes. Sé que Buenas c'è un tardes. problema con... ¿Qué tal? ¿Cómo C'è un estás? problema con Ciao. internet, pero se corta un po' la parla. No si ascolta la bene. linea. Sì, dice Allora, che ogni tanto piano. manca la linea. Io? Sì, questo l'ho capito, ma devi tradurre me a lui, secondo me, perché io lui un po' lo capisco. Okay. Bien, Allora, tu parla, questa è Matteo, la fai le vita. domande, io Allora, traduco. come vai, Alessandro? Alessandro è lui, io sono Matteo, Bene, siamo bene, pronti Jorge, per tutto giocare. molto bene. Adesso Matteo ti fa delle domande, io traduco. Vuoi Tu traduciendo? glielo devi dire... Dai, diglielo in dimmi. spagnolo, perché sennò... Vuoi No, diglielo traduciendo? tu Li ho in già detto. spagnolo. Ok, vabbè, allora partiamo dalla prima domanda, caro Jorge. Questa sarà un 8-7 minuti di passione. Prima domanda legata al commercio, eccola qua. Jorge, la puoi leggere in spagnolo, noi la leggiamo in italiano. Dico io, Qual è vai. il nome? Sì, qual è il nome della tipica grappa della Sardegna, conosciuta anche come abbardente, ovvero acqua che arde per via della forte gradazione alcolica? Prego. Jorge, mira, la primera lo pregunta. sapeva, pero... Lo sabes ya. Con los años uno se olvida. Yo sé que mi mamá lo tomaba, era una cosa muy rica. Yo de muy pequeño no lo probé, pero sé que esa grapa era muy especial para mi madre porque siempre le recordaba su isla de la Magdalena, tan importante para ella en su vida, ¿no? Porque nació allá. Así que no te acuerdas, ni te voy a ayudar. Pero yo no recuerdo el nombre, no. No, vamos adelante, vamos alla seconda pregunta. Vai avanti, Andiamo alla seconda domanda. Allora, qual è il nome delle enormi statue di pietra con sembianze umane risalenti a 3000 anni fa, ritrovate in una collina dell'incantevole, o meglio, nell'incantevole penisola del Sinis? I famosi, quelli grandi. Los gigantes, esto que son gigantes, estatua gigantes. Menos que menos. Menos que menos. No, Ni no, esta. Bien, vamos y luego hablamos de nosotros. No. Vai avanti, Matteo, poi parliamo anche di altro. Va bene, allora la terza domanda sullo sport è: qual è il nome del velista che si è aggiudicato la prestigiosa All-Star, la regata transatlantica, tra l'altro in solitario, a Plymouth in Inghilterra, a Newport in America? Lui è stato anche in politica per un attimo, però poi niente, non era proprio il suo miglior periodo di navigazione, ecco, se possiamo dirla così. Jorge, pero tú puedes leer las preguntas o no? ¿O no ves las preguntas? ¿Puedes leer o no? Yo la leo. La lees. No Okay, le okay. estoy escuchando bien, se entrecorta mucho y sí, la leo en la pantalla. Okay. Exacto. Pero no, tampoco, no lo conozco. Nada. Vamos, no te preocupes, que luego lo pasamos bien igual. 2 domande. Ma sì, va bene, O sea, lo stesso. A ver, Immigrati. A ver, Mateo, yo te hago una pregunta a ti. ¿Sí? ¿Cómo se llama el jugador del Cagliari que jugó en Boca Junior, Argentina? Urca. Vamos ¿cómo se llama? Aspetta, el jugador muy bueno. Lo sapevo. Muy bueno.
que está jugando en el lo Cagliari sapevo. en questo momento. Ma ora? ¿Cómo lo Allora sapevo? Simeone. Tú Simeone. tú debes saberlo. No. Simeone no jugó. Simeone? No, No, no. no. E chi è allora? No. Es uruguayo. No. No, no. Ma è Nández, ¿cómo no? Ah, Nández. coso? Nández, solo uno hai. Esa. Nandez? Ha detto Molto bene. Matteo, non Molto sei bene, preparato, benissimo. non va bene. Nandez, ha giocato nel Boca Juniors. No, questo non lo sapevo di Nandez. No, molto bene beh. lui, molto bene Sandro in realtà. Io poco bene, ma anche perché non sono così addentro alle nazionalità dei giocatori e alle esperienze precedenti, ecco, rispetto a quello che è Nandez nel Cagliari. Però bene, bene. Quindi anche lui sarà preoccupato per Maradona probabilmente. Le facciamo queste ultime due domande o no? Vai, Matteo, finisci con le domande. Terminamos con la pregunta, luego hablamos. Chiedo a Sandro. Vai avanti. Dai, io ho già perso la mia partita perché ho sbagliato. Vabbè, qual è il nome dello stilista, costumista e artista italiano nato ad Alghero ma famoso in tutto il mondo per le sue creazioni? Questa la legge tanto in spagnolo, ma come quando ha chiesto a me chi fosse il giocatore che giocava nel Boca Junior, la faccia è la stessa più o meno. Vamos Siamo lì. adelante, Jorge. Imposible. Imposible, vamos. Alla ultima. L'ultima domanda, qual è il Esta la nome sabes. dell'isola nella quale è possibile esa la casa so. Esa la so. di Giuseppe Garibaldi? Esa la sé. Caprera. Questo. Bravo! Per me ha vinto già con questa tutto. Ha vinto tutto. Però Jorge, benissimo. bravo, bravo. Le altre non stiamo andare a rivederle, erano tutte giuste. No, adesso a parte gli scherzi. Due volte, beh, certo. Dalla Maddalena, insomma, si poteva andare. Sì. Tumba. Chiedo attraverso Sandro. La moglie. Sì. E la donna che fa la compagnia di Garibaldi. L'amante. L'amante. Anche l'amante hanno seppellito a fianco, come dire, un posto riservato tra lui e... Mia mamma aveva nacido en la isla de la Maddalena. Sí, yo he estado 3 volte en la isla de la Maddalena y en 2 volte he andato a Caprera a visitare la tumba di Garibaldi. Ma tu, in tutta la tua vita, quante volte, oltre a quelle 3, sei venuto in Sardegna? ¿Cuántas veces hiciste el viaje a Cerdeña? ¿Cuántas veces estuve en Sardegna tú? ¿Cuántas volte? Sí, ¿cuántas volte? ¿Cuántas veces? ¿Visitaste Sardegna? ¿Cuántas veces visitaste Sardegna? A Sardegna, no Italia, a Sardegna. 3 veces. 3 solo. 3, quelle 3 volte. Quelle 3 volte. Allora era dura rispondere a tutte le domande che gli abbiamo fatto. Ho stato 72, dopo a 79 e dopo dal 90 e 95, más o meno. Urca, quindi sono 25 anni fa. Mica poco. Beh, senti, ma anche tu fai parte del circolo? Grazie ad Eledda? La mamma di Loredana era presidenta del circolo e mia mamma era vicepresidenta. Dopo è morta la mamma da Loredana e Loredana era presidenta. Dopo è morta mia mamma e io vicepresidente. Vicepresidente. Adesso fermatevi però, perché sennò lo step successivo non è bello. Cioè, per far diventare presidente o vicepresidente altro. Sì. Matteo, se mi permetti, io sono curioso solo di sapere 2 cose per Jorge. Posso fargli 2 domande così poi lo liberiamo, se sei d'accordo. Certo, e come no. Jorge, dime algo de este cargo que has tenido tú. Sí.
Como concejal de turismo allí en Mar del Plata o todo eso. Dime algo, porque yo soy curioso. Ho chiesto praticamente di dirmi qualcosa del suo incarico di assessore al turismo a Mar del Plata. ¿Me oyes? ¿Me oyes? No. Io ho stato hasta diciembre come presidente dell'ente municipal de turismo aquí in Mar del Plata. Ah, Sono dicembre. stato 4 anni come presidente. ¿Y qué tal? ¿Complicado? En el ente municipal de turismo. Sí. ¿Complicado o ¿Cómo? tranquilo allí? ¿El trabajo es complicado o es tranquilo? No, tranquillo. Tranquillo. Ah, bien. No, era Vente a Sardegna. tranquillo, con molta responsabilità, perché Mar del Plata è il primo lugar en el país de turismo en Argentina. Por eso la responsabilidad era muy grande, ya que Certo. Si Mar del Plata es el primer lugar turístico del país, ser presidente, vicepresidente también fui, eso requería una tarea muy especial para promocionar la ciudad no solamente en la Argentina, sino también en el resto del mundo. Del mundo, claro. Questa l'ho capito, ho capito tutto, insomma, che Mar del Plata è la prima località turistica del paese, quindi fare l'assessore al turismo lì è una responsabilità importante. Bene, allora tanto flusso anche dalla Sardegna, tanti sardi che vengono? No, muchos sardos que van allí o no, como turistas. ¿Hay sardos que van de turismo o no? No. ¿Cómo? ¿Hay algún sardo que va de turista allí o no? Sì, viene molto italiano all'Argentina e sempre qualcuno da Sardegna, di molto paese. Da qualche parte spunta fuori. È stato con un amico che è stato in Mar del Plata, che abita a Porto Cervo, y juntos estuvimos recordando, porque yo estuve en Porto Cervo 2 veces y creo que es uno de los puertos más importantes turísticos de Mediterráneo. Sí. Y comentábamos con mi amigo de Sardegna lo que es la spiaggia rosa en la Costa Esmeralda, única rosa, porque realmente no se conoce muchas playas en el mundo que sean de color, rosa, ¿no? Certo. Es verdad. Bien, Jorge, yo te doy las gracias por tu disponibilidad. Has sido muy amable. Y Matteo, ¿vuoi dire qualcosa? Lamento lo ringrazio. Se entrecorta internet. C'è ritardo. No, niente, ti volevo ringraziare tanto. Quella vista che hai dietro di te è meravigliosa, la vista di Mar del Plata, e spero prima o poi nella vita di venire a fare un giro da quelle parti, perché credo sia davvero importante almeno una volta visitare anche quella parte del mondo. Ho una zia e un cugino a Buenos Aires, ma non ho ancora avuto modo di andare a trovarli, quindi prima o poi capiterà, spero, magari venendo anche da voi. Grazie Jorge. Gracias Jorge, un abrazo. Alessandro, un piacere. Matteo, ti ringrazio a voi per questa intervista, perché fu molto importante ricordare il paese della mia mamma. Grazie a te. Assolutamente sì. Grazie a te, un abbraccio grosso. Grazie mille. Ciao, lì sono le 6:05, quindi buona cena per voi, buona cena. Allora, ce l'abbiamo fatta, è stata con un po' di peripezie portata a casa, sicuramente dal punto di vista del game, cioè del gioco, un po' difficile, alcune domande erano toste, Jorge sicuramente più di Loredana era in difficoltà, però dai, non ce la siamo cavata neanche male. Poi quello che ci interessa, come avevo sempre detto, è raccontare la Sardegna anche a chi sta lontano dalla Sardegna, soprattutto a chi sta lontano, no?
Sono d'accordo. Come hai detto tu poi all'inizio, abbiamo anche il sostegno in questo caso dell'assessorato regionale lavoro per quanto riguarda il tema, perché siamo rientrati in quello che è il programma di Casa Sardegna, che è un programma molto importante della regione, fatto e organizzato e coordinato attraverso i circoli di immigrati. Quindi per noi è molto importante anche ricordare gli emigrati, oltre che parlare di Sardegna, di cultura, di commercio, Certo, di tante cose. certo. Quindi tu come sempre sei stato bravissimo e divertente, quindi è sempre Grazie, no, piacere. ci si prova in qualche modo anche a dar dei suggerimenti un po' strampalati, ma ci si Bravo. prova. Siamo un po' lunghi, ma stasera, diciamo, il motivo era anche abbastanza chiaro, cioè la distanza e anche la comprensione di quello che era la lingua, e Esattamente. quindi ci siamo presi 7 minuti in più. Grazie Sandro, ci sentiamo e ci vediamo tra 7 giorni Ciao con Matteo, Sardegna in Gioco. buonasera a Ciao, tutti. Ciao. ciao, 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 ciao. ciao, buonasera a tutti.